non ricordiamo un'opera del Tiziano che riporti, oltre alla firma, un titolo invero un po' celato nella parte alta ed in latino. Dal passato il presente agisce per non danneggiare l'azione futura. Così si legge. Il dipinto presenta 3 figure, un uomo maturo al centro, un giovane a destra ed un vecchio incuffiato a sinistra. Sotto 3 teste d'animali, un leone e 2 cani di diversa età. Non vi è dubbio, il motto lo attesta, che Tiziano voglia rammentare la fugacità della vita. Un fotogramma riassume il tempo per l'uomo e l'animale. Tuttavia, vi è un leone in corrispondenza con l'età del vigore ed il motto non denigra la vecchiaia, anzi è lievito per una fortunata vita futura. Quindi indaghiamo. Il profilo dell'incappucciato è corrucciato, senza tuttavia esprimere paura dell'approssimarsi della morte. Ricorda qualcosa e riflette. Il sopracciglio alzato sul volto scavato, coperto dalla barba bianca, è di sorpresa e par chiedersi: come ho potuto sbagliare? Lo capisco solo ora che rimediare non posso? Tuttavia, perché tormentarsi per quel che feci? Piuttosto ho speranza che altri impari o, se in tempo, si ravveda. Intenso è il pensiero dell'uomo maturo. Nella lettura degli occhi, se sono rivolti a sinistra ed in basso, lo sono per ricordare, senza timore, ciò che può dar frutto o danno. Quindi riflettere prima d'agire. L'esperienza insegna, ma quel che verrà da lui dipende. Il giovane, illuminato dall'aurora della vita, ha ritegno nel sorridere. Vive la gioventù senza mollezza, attento alle scelte prime che portino l'atteso premio nell'età matura. Il filo conduttore è evidente, la prudenza, e così l'opera è nota agli storici dell'arte. Ciò non spiega la testa di leone. Se prudenza nasce dall'esperienza, che dell'errore ha conoscenza, alla forza bruta del leone sarebbe preferibile l'astuzia della volpe. Ed i cani, che simboleggiano da sempre la fedeltà al padrone, pronti a morir senza guadagno. Le 3 teste, pertanto, devono essere etichette di altri valori. Risaliamo il tempo e saliamo sull'Olimpo. Giove è rappresentato nella statuaria greca con scettro o fascio di fulmini in mano. La testa di leone per gli egizi era attributo della dea Sekhmet, sorella di Bastet, la dea gatta. Attributo di Anubi era invece la testa di cane, un dio indipendente che tuttavia difende il pantheon egizio, vigile come il cane con l'uomo. È con il cristianesimo che il leone assurge a figura identificativa di apostoli, San Marco, e nel Vecchio Testamento è il vessillo della tribù di Giuda. Arriverà a sostenere i 10 comandamenti. Perde ogni brutalità, diviene docile, si sottopone persino ad un telamone. Ormai addomesticato alla virtù, ha imparato
la lezione e con serena pazienza sopporta persino un piccione. Viene relegato sotto o sopra una colonna ed è prudente per lui non muoversi, così come per i due cani nel quadro di Tiziano, che, lontano dall'uomo, non arriverebbero alla terza età. Credeteci, analizzare un'opera d'arte è una indagine più eccitante di un thriller ed ogni soluzione è discutibile. A voi l'ultima parola.